nomina del governatore Zaia come commissario dell'emergenza maltempo, la regione vuole convocare i sindaci del Veneto colpito dalla montagna litorale passando per la Marca. È un piano di lottizzazioni per smaltire gli alberi caduti. Si lavora senza sosta nella montagna devastata e stasera Ring puntata speciale dalle 21:15, collegamento con Rocca Pietre per dare voce a residenti e imprenditori. Bimba di 1 anno e mezzo sfugge al controllo della mamma e cade da un terrazzo a Bodega di Sant'Urbano. Il dramma stamane, trasportata in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sversamento di gasolio in mattinata a causa di un guasto alla caldaia della sede della Camera di Commercio a Treviso. Il carburante finisce nel Sile, intervento dei vigili del fuoco per contenere l'inquinamento. Studio del Sole 24 Ore sulle province italiane che beneficeranno del reddito di cittadinanza, la provincia di Treviso tra i fanalini di coda. Aeroporto Canova tornano a mobilitarsi sia il Comitato contro l'ampliamento che il Comune con il sindaco Conte che non dà spazi equivoci, pronti al dialogo con i cittadini, ma noi restiamo a favore dell'aeroporto, dice. Sport e basket, De Longhi vittorioso in trasferta sul campo di Mantova per 74-80, la squadra consolida il suo terzo posto in campionato, nonostante le assenze, una gara compatta, soprattutto in difesa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque gli effetti del Veneto flagellato dal maltempo, con la regione che è intenzionata a convocare i sindaci di tutto il Veneto, lo sentiremo fra poco, non solo dalla montagna ma anche dalla la Marca colpita, il litorale, insomma convocare i sindaci per la stima dei danni ma anche per altre questioni logistiche ovviamente, riguardanti ovviamente gli effetti del maltempo. Dicevamo a partire proprio dalla montagna, e con la montagna ci colleghiamo con i nostri Tiziana Bolognani e Lucio Zanato, che questa sera per Ring saranno, diciamo così, il megafono della voce dei residenti e degli imprenditori. È così, Tiziana? Sì Nicola, è proprio così. E buonasera da Rocca Pietre, è una serata importante. 2 settimane fa a quest'ora la tragedia che sconvolse l'intera provincia di Belluno, una tragedia che continua nell'opera di ricostruzione e in questo momento di rimozione del fango, delle macerie, ma i cantieri sono davvero in fermento, ce ne sono ovunque, ne abbiamo visti ovunque e continuano evidentemente i lavori anche qui a Rocca Pietre, dove il paese, i soccorsi sono completamente mobilitati. È stato un momento in cui, ha detto il prefetto, c'è stata la sinergia, si è vista la sinergia, l'unione delle forze tra le istituzioni, e invece la conferma che tra cittadini ci si aiuta nelle difficoltà sempre e a prescindere. Come dicevi tu, evidentemente si pensa anche a come intervenire nel post alluvione, e nel post alluvione una delle questioni sicuramente principali e fondamentali è la questione relativa agli alberi. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a ore sarà nominato commissario straordinario di questa emergenza che ha colpito il Veneto e la montagna bellunese sopra ogni cosa, e proprio Zaia ha intenzione di incontrare i sindaci del Veneto, tutti i sindaci, dal litorale alla montagna passando per la Marca, per capire, per disporre un piano per gli alberi, ed è prevista una lottizzazione, un piano di lottizzazione per lo smaltimento degli alberi. Tutto questo nel servizio che vedete. Vi ricordo che questa sera saremo qui dalle 21:15 proprio con la gente di Rocca Pietre, saremo in collegamento in diretta con Ring. Può partire il servizio. Il nome sarà quello del Presidente della Regione, penso che sia questione di ore, nel senso che noi abbiamo dato l'ok alla bozza finale, per cui poi spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedere alla nomina. Parla di fatto già da commissario per l'emergenza montagna Luca Zaia per una delle partite più difficili del suo governo: far ripartire la montagna e ricostruire dalla devastazione. Per questo, come aveva chiesto a Roma, ci saranno poteri speciali. Il decreto che non parla solo di nome, ma parla anche di funzioni e di competenze. Diciamo che è ben affinato, anche perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, perché poi avere 100.000 ettari di boschi da spostare
e da ripiantumare non è una partita da poco, pensate solo alle regole ambientali e a quello che c'è ogni volta che entri in un bosco protetto. Il cronoprogramma prevede la nomina del commissario di un soggetto attuatore. Lavoreranno fianco a fianco con l'assessore regionale Bottacin. Subito un primo step. Convocheremo tutti i sindaci di tutto il Veneto interessati da questo evento, ovviamente non possiamo farlo contemporaneamente, quindi chiedo un attimo di pazienza anche ai sindaci, li chiameremo tutti e affronteremo con loro le varie questioni sul tavolo. Prima di tutto gli spiegheremo come funziona l'ordinanza, dove abbiamo chiesto tutta una serie di deroghe in materia ambientale, in materia di appalti, in materia di gestione economica della contabilità separata, perché stiamo parlando di una gestione straordinaria e non ordinaria, quindi anche rispetto di patto di stabilità, tutti questi aspetti, spiegheremo come fare. E poi l'altro fronte chiave, l'apocalisse di alberi caduti. Ovviamente anche in questo caso stiamo cercando di gestire delle priorità, ci sono aree in cui tutti questi alberi incombono sulle strade e sui corsi d'acqua e quindi c'è un rischio immediato per la popolazione qualora dovessero esserci ulteriori eventi meteo rilevanti, e ci sono alberi che invece sono in aree fra virgolette più sicure. Ovviamente la grande partita è quella di coinvolgere dei soggetti, dividendo le zone per lotti, coinvolgere dei soggetti perché vadano a prendersi il legname e lo lavorino. Nel frattempo la giunta regionale, come promesso dall'assessore al turismo Federico Canera agli albergatori nei giorni scorsi, ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative ai bandi per i contributi finalizzati a investimenti innovativi delle piccole e medie imprese di montagna. Insomma, il concetto è sempre questo: fare subito e fare presto, e poco tempo per rispondere alle ironie lanciate da Beppe Grillo in questi giorni, quegli alberi caduti che secondo il comico politico sembravano tutti uguali. Non l'ho visto insieme a me con le scarpe piene di fango a dare una mano alla gente, magari la prossima volta può venire a dare una mano alla gente, così magari si rende conto di come sono le situazioni veramente, senza fare tante battute di fronte a una tragedia che ha provocato anche dei morti. Questo per quanto riguarda l'emergenza maltempo, e grazie ai nostri inviati Tiziana Bolognani e Lucio Zanato, che ritroveremo più tardi. Adesso la cronaca da Treviso con gli attimi di paura vissuti questa mattina a Bibano di Godica di Sant'Urbano, quando una bimba di 1 anno e mezzo è precipitata dal terrazzo di casa, sfuggita per cause in corso di accertamento al controllo della madre, caduta appunto da alterazione di casa all'altezza di alcuni metri. Sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEN 118 che ha trasportato d'urgenza la piccola presso il pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello. Le condizioni della bimba fortunatamente non sono gravi, indagini sono in corso per accertare ovviamente le cause dell'episodio. E adesso la questione aeroporto, sempre più calda, aeroporto Canova di Treviso, perché tornano a mobilitarsi sia il comitato contro l'ampliamento che il comune con il sindaco Mario Conte, che però non dà spazio, qui ci dice pronti al dialogo con i cittadini, ma noi restiamo a favore dell'aeroporto. Sentiamolo. Futuro dell'aeroporto di San Giuseppe, si torna a riparlarne prepotentemente. Venerdì il sindaco di Treviso Mario Conte convocherà per un incontro i rappresentanti di Save per parlare di aumento dei voli, sicurezza e viabilità. Sempre venerdì, ma la sera, assemblea pubblica indetta dal comitato No Aeroporto alle 20:45 nell'auditorium della chiesa di Quinto, dal titolo eloquente Una popolazione a rischio. Conte ribadisce la sua disponibilità al dialogo con il comitato, ma sulla questione aeroporto è perentorio. Possono tranquillamente venire quando vogliono a esprimere le loro preoccupazioni e anche le loro eventuali proposte, però sappiano che questa amministrazione è a favore dell'aeroporto. Innanzitutto il sindaco di Treviso è stato sempre favorevole all'aeroporto, è favorevole solo in una unica direzione: che gli aerei in sostanza passino tutto, tormentino solamente Quinto di Treviso e non Treviso. Quindi lui si è dichiarato sempre contrario ai voli sopra la città. Veramente dal suo punto di vista è anche giusto, ma un aeroporto del genere con un incremento di voli che a questo punto è paradossale. In sostanza già quest'anno, settembre 2018, hanno raggiunto i 17.198 movimenti che paragonati o perlomeno proporzionati alla fine dell'anno raggiungeranno i 23.000 nel 2018. In sostanza il buon gestore aeroportuale raggiunge gli obiettivi che lui stesso si è prefisso per il 2030 già nell'anno 2018. Allora a questo punto uno dice: questa è una colossale presa in giro o no?
Le istituzioni dovrebbero reagire a questa presa per i fondelli. Aumento dei voli e rotte sulla città, nodi al centro del confronto tra Comune e Save. Noi chiederemo una relazione perché intanto vogliamo capire il numero di voli e soprattutto qual è il programma di crescita. Vogliamo capire quanti voli sarebbero dirottati verso Treviso e in quale fascia oraria. Quindi è un'analisi che noi dobbiamo fare una volta ottenuti i risultati, perché in questo momento noi non abbiamo dati per poter esprimere nessun parere. Con l'aeroporto ci troveremo proprio in settimana e dopo sulla base di quei dati che loro ci forniranno costruiremo la nostra proposta. Un consistente sversamento di gasolio nel Sile è stato notato questa mattina all'altezza dei giardinetti pubblici di via Toniolo. Sul posto sono stati fatti intervenire vigili del fuoco, tecnici di ARPAV e polizia locale. Mentre i pompieri cercavano di contenere il carburante posizionando una barriera assorbente, i vigili hanno tentato di risalire all'origine della perdita, rintracciata poco dopo nei locali della Camera di Commercio. Il gasolio proveniva infatti da una delle due caldaie che doveva essere sottoposta a manutenzione proprio domani. Si è così messo fine alla perdita. Il caso è stato infine segnalato all'ufficio ambiente del Comune. Abbiamo visto il governatore Luca Zaia prima parlare dell'emergenza maltempo, delle prospettive dei prossimi giorni. Oggi è tornato a parlare anche di autonomia del Veneto, svelando un colloquio di qualche giorno fa con il Presidente del Consiglio. Sentiamo le sue parole. Io vi posso anche dire che ho parlato personalmente la scorsa settimana con il Presidente Conte. Il Presidente sta approfondendo la partita, abbiamo discusso di modalità di approccio di tutta questa partita. Penso che comunque c'è un punto di partenza. Il Presidente Conte vuole l'autonomia e sa che l'autonomia è una delle partite importanti. Rispetto alla procedura da adottare, io resto convinto del fatto che questo provvedimento ben fatto dal Ministro Stefani e voluto dalla maggioranza sia portato in Consiglio dei Ministri, auspico questo, e da lì magari ci siano le famose clausole di salvaguardia, come le chiamo io, poi in giuridichese non so come si chiamano, che diano modo poi al Consiglio dei Ministri di intervenire di volta in volta nella declinazione delle competenze, ma si porti subito avanti questo progetto. A proposito di governo e di rapporti con Roma, solo il 5% delle famiglie trevigiane beneficerebbe dal reddito di cittadinanza. È il calcolo dello studio condotto dal Sole 24 Ore sui potenziali beneficiari, così come immagina il reddito di cittadinanza la manovra giallo-verde per il 2019. Sono dati elaborati, dicevamo, dal Sole 24 Ore in base agli ISEE ordinari presentati in Italia nel 2016, ultimo dato disponibile, e monitorati dal Ministero del Lavoro. Ci sono 34 province del sud, secondo questa analisi, e delle isole in testa alla classifica, da Crotone a Napoli a Palermo. In coda alla classifica di quanti beneficerebbero del reddito di cittadinanza troviamo invece province come Monza e Brianza e appunto Treviso con il 5,1%. I paletti esatti entro cui si muoverà la misura non sono ancora stati fissati, ci sarà per questo un decreto ad hoc, ma ricorda appunto il Sole 24 Ore, ma i dati storici dell'ISEE permettono almeno di ragionare sulla platea beneficiaria della misura e, come abbiamo visto, sarebbe molto ridotta per Treviso, peraltro come già anticipato anche dai sindacati nei giorni scorsi. Torniamo alla cronaca adesso, tornano anche i controlli antiprostituzione sul Terraglio e non sono mancati nell'ultimo blitz anche le stangate ai clienti. Prostituzione sul Terraglio, la Pontebana, un problema che non conosce stop, estate o inverno che sia. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i carabinieri della compagnia di Treviso hanno effettuato dei controlli straordinari lungo le due arterie a luci rosse della Marca, toccando i comuni di Mogliano, Preganziol, Villorba e Spresiano. 10 le ragazze portate al comando per l'identificazione, 6 giovani, albanesi e moldave, sono risultate non in regola con i documenti di soggiorno. Sono quindi state avviate nei loro confronti le pratiche per l'espulsione, ma a finire nei guai sono stati anche 2 clienti stangati con una sanzione per 1.200 euro complessivi. Da tempo infatti, dopo le ordinanze urgenti nei comuni di Preganziolo e Mogliano, è in vigore il regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni pesanti fino a 500 euro per i clienti delle lucciole che vengono sorpresi a mercanteggiare le prestazioni sulla strada. Complessivamente nel corso del blitz notturno dei carabinieri sono state identificate 50 persone, di cui 30 con precedenti di polizia. Le operazioni di controllo e contrasto della prostituzione, fanno sapere i carabinieri, continueranno anche nelle prossime settimane, come quelle della polizia locale di Preganziol, che in un progetto di contrasto alla prostituzione di strada sta effettuando pattuglioni e controlli notturni lungo il Terraglio. Allora la sicurezza, i furti che
costellano la zona di San Cipriano di Roncade. L'abbiamo raccontato la settimana scorsa anche con la voce delle vittime disperate e anche con i cittadini pronti a mobilitarsi, cittadini che oggi l'amministrazione ha incontrato. San Cipriano sotto l'assedio dei ladri. Oggi l'incontro tra i cittadini aderenti al gruppo Facebook Furti in Corso e l'amministrazione comunale per cercare di concordare assieme le misure più efficaci per prevenire le razzie ed allontanare le bande di predoni che nei primi 10 giorni di novembre hanno imperversato nella frazione di Roncade. Di segnalazioni ufficiali ce ne sono circa una ventina. Dopo c'è anche chi magari non fa parte del gruppo o chi semplicemente per una tentata frazione non va nemmeno a fare denuncia. Infatti abbiamo parlato proprio di questo, del sindaco, che per dare una mano dobbiamo sensibilizzare tutti a fare le denunce anche per una tentata frazione, in maniera che comunque i numeri delle denunce fanno sì che possano essere aiutati il sindaco dalle forze dell'ordine. Intanto i residenti hanno deciso di autotassarsi per un servizio di vigilanza privata. Dal comune nel frattempo l'annuncio del potenziamento dell'illuminazione pubblica in concomitanza con la realizzazione della nuova pista ciclabile, mentre dall'anno prossimo è previsto un contributo per l'installazione di telecamere e di impianti d'allarme nelle abitazioni. Ci ha detto che col 2019 faranno un bando dove verranno incontro con l'installazione di antifurti e quindi ci daranno una mano agevolando principalmente le zone un po' più buie o un po' più in campagna dove dovranno dare una percentuale di aiuto. E poi ci sono gli atti vandalici, quelli che colpiscono ormai da troppo tempo la stazione dei treni di Montebelluna. Nel mirino c'è la biglietteria chiusa ancora una volta per colpa appunto dei vandali. È la terza volta dall'inizio dell'anno che la stazione ferroviaria di Montebelluna finisce nel mirino dei vandali. L'ultimo atto alle ore 22 della notte fra sabato e domenica, quando una guardia giurata in servizio ha notato 3 persone con fare sospetto entrare nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario, sfondare la vetrata della biglietteria ed introdursi negli uffici. I 3 malviventi erano alla ricerca di soldi, ma l'intervento sul posto delle forze dell'ordine, sollecitato fortunatamente dalla guardia, ha evitato il peggio e li ha costretti alla fuga a mani vuote. Il danno provocato ha costretto il personale di Trenitalia a chiudere una parte dello sportello addetto alla biglietteria. Le stanze messe a soqquadro hanno imposto la chiusura dell'ufficio per tutta la giornata di domenica. Oggi i viaggiatori hanno trovato uno sportello aperto, oltre alle 2 biglietterie automatiche. Cresce nel frattempo la preoccupazione da parte di molti cittadini indignati dall'ennesimo atto di vandalismo. In molti sono certi che con un'opportuna rete di videosorveglianza gli atti di vandalismo e di tentativi di furto diminuiranno drasticamente. Le telecamere dovrebbero essere fondamentali, esatto. Sono fondamentali. Certo, utilissime. A me capita spesso di passarci a tutte le ore qui in stazione e vedere gente che non mi piace per niente, insomma, quindi sì, direi che andrebbe monitorata maggiormente. Servono le telecamere? Sì, direi di sì. Delle telecamere per vedere chi è stato? Più servizi come carabinieri, polizia. Vandali, ma di matrice politica invece quelli che hanno colpito a Castelfranco nei giorni scorsi. A darne notizia lo stesso Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, dando risalto ad un gesto che forse non molti avevano notato a Castelfranco Veneto, vista la tempestività con la quale l'amministrazione comunale ha provveduto a cancellarlo. La foto postata del prima e dopo è esaustiva. La faccia del vice premier, sbarrata da un segnale di divieto, ha imbrattato l'intero cordolo di una rotatoria stradale in via Poisolo ed un muro in largo Europa. I soliti idioti, indovinate chi, imbrattano addirittura un'intera rotonda con la mia faccia imbrattata di rosso, scrive Salvini. Tutto ripulito in poche ore dal sindaco di Castelfranco Veneto, Lega. Ma quanto sono sfigati? Continua Salvini, scommetto che tra gli autori c'è qualche compagno o figlio di papà. Grazie, ci date forza, col sorriso, avanti tutta, conclude il vice premier. Sulla matrice politica del gesto ben pochi dubbi, la A con cerchio e saetta lasciano poco spazio alle interpretazioni. Resta ora da capire chi possano essere gli autori o l'autore. L'amministrazione comunale ha già avviato le indagini, la polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Se verrà individuato l'imbrattatore,
l'ambulatore verrà sanzionato, ma il Comune ha intenzione di chiedere anche il risarcimento del danno, quindi il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la verniciatura. Arriva l'influenza e quindi parte la campagna vaccinale, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso con l'acquisto di 145.000 dosi di vaccino. È partita oggi nella Marca trevigiana la campagna di vaccinazioni contro l'influenza. L'anno scorso oltre 100.000 le persone contagiate con un record di ricoveri ospedalieri. 145.000 dosi per oltre 800.000 euro di investimento per la provincia di Treviso. Al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. A partire da oggi è possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta o presso gli uffici igiene. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Francesco Benazzi è il primo testimonial di una campagna che con l'acquisto del 20% in più di dosi di vaccino rispetto all'anno scorso mira ad arrivare alla copertura più ampia possibile. Per noi sarebbe importante arrivare al 75%, ciò significa aver vaccinato tutta la popolazione a rischio. L'influenza dell'inverno 2018-2019 si preannuncia particolarmente aggressiva, come del resto lo è stata anche lo scorso anno, con 10 decessi in Veneto, oltre 460.000 persone contagiate, molti ricoveri ospedalieri e soprattutto molti casi di complicanze anche gravi. Noi gli diciamo vaccinatevi per evitare di stare una settimana a letto con dolorabilità, con nausea, con vomito, con problemi che effettivamente sono molto importanti e per evitare nell'anziano che ha anche altri problemi di arrivare alla broncopolmonite. Le temperature miti di quest'autunno hanno spostato un po' più in avanti l'avvio della curva epidemica dell'influenza, della quale riteniamo di avere il picco come consueto subito dopo Natale, primi giorni di gennaio, forse fino alla fine di gennaio, per poi pian piano scendere fino agli ultimi casi di marzo, qualche caso in aprile. A rischio complicanze sono soprattutto gli over 65 e chi ha già altre patologie. Questo riguarda prevalentemente i soggetti con condizioni di rischio predisponente, cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, però può capitare anche a persone in buone condizioni di salute. Per questo noi vacciniamo, oltre che queste persone, i loro conviventi e contatti più stretti. Per le categorie a rischio, i donatori di sangue, chi svolge lavori a stretto contatto con molte persone, malati o chi svolge mansione di primario interesse collettivo, le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, la vaccinazione è raccomandata e gratuita. Sport e il basket, la De Longhi vittoriosa in trasferta contro Mantova per 74-80, una vittoria nonostante le assenze grazie a una difesa compatta e solida. Lo sottolinea lo stesso coach Menetti a fine partita, sentiamo le sue parole. A dire il vero con qualche sbavatura, però credo che abbiamo fatto un altro passo avanti proprio su questo. Abbiamo giocato una partita dura, una partita molto impegnativa perché in trasferta non è mai facile cercare di così imporre il proprio modo di giocare e soprattutto nell'aspetto difensivo siamo stati bravi perché deve essere così il nostro modo di essere, il nostro mantra, il fatto di continuare a preoccuparsi di difendere forte e preoccuparsi poco di quello che succede in attacco. Siccome quando difendi bene poi dopo giochi un po' più tranquillo in attacco, anche oggi abbiamo segnato 80 punti, ma soprattutto abbiamo fatto il secondo e il quarto che abbiamo tenuto Mantova 12-16, ecco, quindi 28 punti in 20 minuti sono stati probabilmente la chiave di questa vittoria. Noi siamo stati molto bravi a rimbalzo, abbiamo subito molto poco a rimbalzo in attacco, abbiamo anche subito e siamo stati molto bravi sui loro giocatori perimetrali, qualcosina ancora ci sta scappando ma stiamo lavorando per essere migliori. È da 2 settimane che i ragazzi, lo dico pubblicamente, stanno lavorando molto bene e stanno incassando quello che stanno lavorando, quindi questo deve essere la nostra consapevolezza. Pensioni, cosa succede con quota 100? Ne parliamo fra pochissimo a 20:10 con Cinzia Bonan, segretario CISL Treviso Belluno, e Paolo Stefan, direttore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto. E poi, come aveva annunciato Tiziana Bolognani in collegamento da Rocca Pietore, alle 21:15 Ring, alluvione, fate presto, il titolo della puntata che torna questa sera per fare il punto sull'emergenza Veneto. In studio l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, i senatori Giampaolo Vallardi della Lega e Andrea Ferrazzi del PD.
il docente universitario esperto di schianti di alberi Tommaso Anfodillo e poi ovviamente il collegamento da Rocca Pietore con le voci dei residenti e degli imprenditori. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà piuttosto stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi dove non si escludono dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie, specie sulle vallate del Trentino, sarà più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.